Forte preoccupazione per il futuro dell'informazione nel Friuli Venezia Giulia è stata invece espressa dall'europarlamentare e candidata alla segreteria regionale del PD Deborah Serracchiani. Secondo la Serracchiani, che oggi ha partecipato a Roma alla manifestazione sulla libertà di informazione, i pesanti tagli, ascoltate bene questa dichiarazione della Serracchiani, perché molte volte io capisco i politici, molte volte no, ma io non sono un politico, quindi. Dice la Serracchiani, i pesanti tagli di giornalisti, cui sta andando incontro l'editoria, lo strangolamento delle collaborazioni, la dislocazione fuori regione delle tipografie dei due maggiori quotidiani del territorio e, in prospettiva, il rischio concreto di un accorpamento, oltre ad essere un problema occupazionale, questo è vero, incideranno sul pluralismo dell'informazione nella nostra regione. Ma io faccio presente alla Serracchiani che sia il Messaggero Veneto che il Piccolo fanno parte di un unico gruppo, mi pare, che è il gruppo dei Benedetti, che è il gruppo della Repubblica e l'Espresso, e mi pare che quantomeno, seppur con qualche distinguo, uno parla triestino, l'altro parla friulano, ma parla anche pordenonese, la linea sia univoca, quindi il pluralismo, se proprio, no, esiste in tutti i quotidiani, o sbaglio Stefano Santoro, sei d'accordo? Sono d'accordo. È ovvio che non si potrà mai arrivare all'accoppiamento tra Piccolo e Messaggero Veneto, scoppirebbe una rivoluzione. Però già ci sono dei fondi, trincee, già ci sono dei pezzi che sono comuni tra i due quotidiani, perché difatti, è una sinergia. Ma io non sto mettendo in dubbio quello che dice la Serracchiani dal punto di vista dell'occupazione, io metto in dubbio quando dice il pluralismo dell'informazione. C'è già pluralismo, forse, ripeto, no,